Buonasera a tutti e benvenuti a questo quarto appuntamento del Grand Central Literary Festival. Questa sera avremo il piacere di conoscere Filippo Mazzariol, che vedete qui seduto a destra, non vorrei dire estrema destra perché potrebbe risultare compromettente. Filippo è l'autore di Metamauco, il suo primo romanzo, una bella storia ambientata a Venezia dove si intrecciano realtà e fantasia, e anche questa sarà una cosa che andremo ad approfondire questa sera, quali le parti reali, quali quelle inventate da Filippo. Ad aiutarci nella scoperta dell'opera è Pier Gabriele Mancuso, che ringraziamo per la disponibilità e per la collaborazione questa sera. Seduto tra il pubblico anche l'editore Carlo Mazzanti, ben nascosto tra il pubblico, ma sicuramente lo sentiremo dopo perché interverrà anche lui per contribuire alla presentazione dell'opera. Sono disponibili le copie del libro per chi volesse acquistarle, approfittando del fatto di avere qui l'autore che potrà dedicarle ed autografarle ovviamente, e il pubblico come sempre sarà libero anche di fare domande e di intervenire durante o alla fine del dibattito. Quindi io lascio subito la parola a Pier Gabriele, vi ringrazio di essere qui questa sera, buon ascolto e buon proseguimento di serata. Ottimo, grazie. Grazie a tutti, saluto veramente tutti e sono veramente davvero molto contento di essere qui oggi, per tante ragioni. Cercherò adesso di elencarle ed entrare direttamente nella storia di questo volume, di questo libro, però dichiaro subito il conflitto di interessi. Adesso vi spiego di cosa si tratta. Questo conflitto di interesse sta nel fatto che conosco Filippo da quasi un trentennio, molti capelli fa, miei neri, tuoi proprio capelli che non li hai più, insomma non importa, e quindi ci lega un'amicizia, poi una parentela ovviamente perché ho sposato sua cugina e quindi siamo vincolati da questo sacro vincolo, lo dico in modo scherzoso ovviamente. Vi dico questo perché, aprendo una parentesi personale, che di solito non si dovrebbe aprire, bisogna essere molto oggettivi, ma in questo caso non posso esserlo, e vi racconto da parte mia, da come io l'ho vissuta, la genesi di questo volume, e poi entreremo dentro la storia del volume. Alcuni anni fa, adesso non mi ricordo quanti anni fa, Filippo, per me Pippo, mi contatta dicendo che avrebbe voluto avere un parere su uno scritto che aveva composto su un romanzo, lui l'aveva definito un romanzo per ragazzi, dove si parlava di Venezia. E non essendo un romanziere, non essendo uno scrittore, essendo un lettore medio di narrativa, preferendo altri generi, mi ero detto da subito disponibile nella misura in cui potevo spiegare o capire qualcosa, e leggendo quella che era la bozza iniziale mi sono accorto che il romanzo in realtà aveva una sua coerenza, era scritto molto bene, era molto avvincente, era certamente un pezzo di letteratura, chiamiamolo se vogliamo categorizzarlo, per ragazzi, perché forse in macro settori può andare il ragazzo benissimo, ma in realtà dentro c'era una freschezza, c'era una vivacità, c'era una sorta di eco di una giovinezza, di una fanciullezza nostra. Abbiamo qualche anno di differenza, ma insomma apparteniamo agli anta, ecco, a quelli che erano del secolo scorso, settantini, ottantini più o meno. E mi ero accorto appunto che questo romanzo in prima versione, che poi è stata pulita, modificata, in realtà aveva già in nuce questa sua capacità di attrarre il lettore. Nella mia memoria di ragazzo i romanzi su Venezia erano sempre divisi un po' in categorie molto, molto distanti, cioè il romanzo molto impegnato, il romanzo da adulti e poi quelle cose per ragazzini che erano quasi a metà strada tra la scrittura e il fumetto, e poi la letteratura per ragazzi a livello filmico. Chi di voi conosce La pietra di Marco Polo, ad esempio, una serie TV che aveva avuto un grande successo ed era basata sulla storia di scusate, 4-5 ragazzi, se non mi ricordo, ma insomma un gruppo di ragazzi veneziani che appunto, giurando sulla mietra di Marco Polo, si avventuravano in una Venezia che da città, da tessuto urbano, poi diventava poi un labirinto di avventure che solo loro capivano in un qualche modo, erano solo loro che vedevano i misteri, però appunto entravano in un mondo
chiamiamolo fatato, un mondo pieno di colori che ai loro occhi erano molto evidenti e che agli occhi degli adulti non erano. Ecco, leggendo questo romanzo ho sentito un po' la stessa, come dire, la stessa vena, lo stesso carattere. Perché? Perché il romanzo non è un romanzo ambientato a Venezia. Se voi contate la quantità di scritture in inglese soprattutto, quanti sono gli americani e gli inglesi che scrivono su Venezia? Lo dico con il massimo rispetto, Donna Leon, scrittrice di grandissimo successo, e tantissimi altri che ambientano storie polizieschi, romanzi, thriller a Venezia, spesso con dei risultati al limite dell'indecente o ben oltre la decenza. Quanti sono? Sono tantissimi, però la città rimane sempre una sorta di, brutto dirlo in inglese, background, cioè uno sfondo colorato, colorito, ecco meglio, colorito, dove delle vicende d'amore che potrebbero essere traslate in un qualsiasi altro posto dell'Europa o di un continente moderno hanno luogo. E questo secondo me, come dire, è una sorta di visione molto algida, distante, sì, romanticizzata, romantica se vogliamo, di una città che in fondo non si capisce. Io stesso una volta insegnai un corso solo su Venezia, si chiamava Amore e morte a Venezia, in inglese per carità, quindi era un po' più, sembrava più bello, e mi propinai tutta la letteratura, diciamo, degli anni 2000, anni 90, poliziesca o rosa su Venezia in lingua inglese. Vi assicuro che fu difficilissimo arrivare alla fine del corso e leggere quella che secondo me era veramente della pacottiglia, nel senso che c'erano tantissimi stereotipi veneziani che sono fatti in un modo, invece gli altri che sono più educati. Ecco, queste visioni così stereotipate, così anche forse inutili, ecco, ci hanno un po' stuccato. E invece Filippo fa un'azione, fa un'operazione profondamente onesta, cioè racconta una storia di Venezia come lui la conosce, quindi con gli occhi di una persona che l'ha vissuta come quei ragazzi della Pietra di Marco Polo, con la fascinazione per una città che è la sua città e quindi la conosce molto bene, ma nonostante questa familiarità, questa quotidianità, consuetudine, non è un mondo chiuso, è un labirinto che si apre, una sorta di tridimensionalità dello spazio, del pensiero, dell'azione, che si rinnova agli occhi di un giovane veneziano che appunto che l'ha vissuta in questo modo. D'altra parte la sua famiglia gli porta come retaggio, come dote, una conoscenza della Venezia non superficiale, nel senso che, se non voglio parlare dei genitori, dei nonni o cos'altro, ma conosce Venezia, e sembra banale dirlo, conosce Venezia dalla strada e dal canale. E cosa significa questo? Chi di voi non è mai stato lungo un canale a Venezia? Lasciamo perdere i traghetti. Chi è che ha attraversato Venezia in barca? Io purtroppo, non avendo avuto mai una barca di famiglia, l'ho conosciuta poche volte dal canale, ma vi assicuro che nonostante io abbia una conoscenza quasi come tutti i veneziani, millimetrica, io posso vedere tutti, possiamo vedere una cartolina, questa è la Calle del Tintor, questo è il campo San Maurizio, perfetto, lo sappiamo anche il minimo dettaglio, ma guardandola dalla parte dell'acqua, Venezia cambia completamente fisionomia. Ed capita quello che succede quando in un film, immaginatevi il famoso Indiana Jones che sta in chiesa a Venezia, uscendo da San Barnaba si arriva direttamente a San Marco. Ecco, com'è possibile questo? Chiaramente siamo in un'azione filmica e la libertà poetica è dopo, ma il canale, la conoscenza dall'interno di Venezia vi porta ogni tanto ad avere queste sorprese. Anche chi l'ha vissuto e che c'è nato passa per un canale che pensa sia molto lontano e sbuca in un posto molto vicino, dice ma com'è possibile, o viceversa. Quindi questa magia, questa sorta di veduta labirintica è un qualcosa che appunto pernia, veramente sostanzia questo testo. Adesso io non voglio fare i complimenti sfegatati allo scrittore, anche perché sarebbe, come dire, un po' ovvio, non è che vengo qui per dire no, l'ha scritto male, non compratelo. E dire che l'ha scritto bene, comprato, è altrettanto ovvio, però ve lo dico nella massima onestà, è veramente molto molto bello. Perché? Innanzitutto, come vi ho detto prima, nasce da un'esperienza personale, non è una scrittura basata su una sensazione, e non sono un letterato, sono soltanto un docente, un ricercatore. Vi dico che da piccole cose, piccoli argomenti fanno delle grandi scritture, grandi romanzi, partendo da cose molto piccole, impressioni,
Adesso non andiamo nel dettaglio perché sennò poi insomma, entriamo nella diffamazione, però veramente alcuni testi parlano veramente di pochissime cose e riescono a infarcirle di stile, di parole, ma sotto sotto crolla un po' la torta, un po' viene giù. Qui invece abbiamo una visione completamente diversa, secondo me partiamo proprio dal di dentro della città, dal di dentro di una vita interna, quella dei canali, dei passaggi d'acqua, e io vi dico passaggi d'acqua, canali, che sembrano una cosa molto semplice, ma in realtà è quello che ha costituito il tessuto primario di Venezia. Come nasce Venezia? Adesso non voglio fare lezioni di Venezia, non è mia intenzione, lo sappiamo, è una città di rifugiati, è una terra di rifugio, è un'isola dove persone con l'arte ma non con la parte, lasciano la terraferma, secondo la versione diciamo, più normale, contestata dagli archeologi o in parte vera, non è completamente la verità, ma diciamo che in massima parte è una città frutto di una riunione di genti diverse e frutto del genio umano, nel senso che, come sapete, Venezia non è una città naturale, è il massimo approccio alla naturalità da un punto di vista artificiale, quindi non so se lo diceva Ranskin nelle Pietre di Venezia, ma la città che noi percepiamo come un pezzo di antico mondo naturale in realtà è il frutto di un'artificialità spinta. Il 70% di Venezia è fatta da palafitte messe dentro con la forza da donne e uomini dell'epoca. Detto questo, partiamo dal titolo, perché il titolo è un qualcosa che denota, tradisce nel senso buono, la sua visione non banale e non, come dite, convenzionale di Venezia. Parliamo di Metamauco. Ed è una parola, quella di Metamauco, che ai più, diciamo, a chi non è avvezzo da certe letture, non necessariamente quelle cervellotiche, ma anche letture, diciamo, medio impegnate o comunque non superficiali, racconta qualcosa. Che cosa? È un po' come dire Triangolo del Bermuda. È un luogo del pensiero, della narrazione, un luogo dove la fantasia si scontra un po' con la constatazione del reale. È vero che ci sono navi lì, è vero che è esistito un luogo che è scomparso, è vero che secondo la tradizione qualcosa è rimasto sotto. Ecco, da questo portato, da queste domande, da questa idea di un qualcosa di nascosto, nasce il romanzo e prende proprio il nome di Metamauco. Io partirò da questa definizione, da questo nome, Metamauco, e la pongo come domanda a lui, ma prima di arrivare alla domanda pongo un altro elemento, un elemento che secondo me, voglio dire, tradisce anche qui in senso buono la genesi di questo libro, credo, perché conoscendo Filippo so che lui è un lettore avido, che è una persona molto intelligente, che carpisce elementi di verità in maniera molto immediata, ma io non sapevo che avesse un tempo per la scrittura, ma non che non lo volesse, io sapevo che non aveva tempo per la scrittura. Non entriamo nella questione personale, ma appunto per lavorare in un luogo che richiede l'adozione di 2 mezzi di locomozione completamente diversi e il rischio di affondare in laguna, insomma, è una vita veramente pericolosa, no? Portata al massimo. Quindi quando scrivi queste cose, ma soprattutto quando le pensi? Io questa domanda te l'ho posta un po' di anni fa, quando ti ho chiesto, credo in veneziano, ma come sei che ti hai scritto? Nel senso, ma quando trovi il tempo di fare certe cose? Tutti siamo super impegnati, è molto cool, è molto bello, è molto alla moda essere super, sono così impegnato, sono così stressato, il lavoro, sono in burnout, non si sa neanche cosa significa. Cosa significa? Siamo stati sempre tutti impegnati, o forse siamo mai impegnati? La domanda che gli feci era appunto molto immediata, quando l'hai potuto scrivere, visto che ti vedo spesso, so che sei impegnato? Ma la cosa che mi aveva colpito, e questo forse tradisce la scrittura, tra virgolette, segmentata, è che questo libro è fatto di capitoli che iniziano appunto in un tempo lontano, il tempo della Metamauco, quindi di un luogo disperso, che precede appunto le famose isole del rifugio, quando Venezia non era ancora Venezia, era una sorta di pastrano, un puzzle di isole mezze affondate nel proprio fango, più o meno. E poi ci sono questi salti temporali, dalla Venezia del VIII secolo, IX secolo, si va al 2015, al 1980, e sono queste visioni, attenzione, questi, chiamiamoli salti all'indietro, dell'immaginazione e della conoscenza, che oggi diremo, odio usare l'inglese, però quello che noi intendiamo come flashback. In realtà il flashback è una sorta di memoria momentanea, e quando ci si vede qualcosa, io questo l'ho già visto ma non mi ricordo, questo flashback è qualcosa di, sì, un flash, invece qui non ci sono i flash,
C'è un racconto che inizia in un momento, e si trasporta in un altro momento, in un mondo dell'attuale, per poi tornare indietro. Quindi la memoria della scrittura va avanti e indietro, e la storia, la struttura, la narrazione, il tessuto che sostiene tutto questo è un tessuto che dal mondo antico porta all'oggi. Ora, questo, attenzione, per una letteratura per ragazzi non è semplice. Non è semplice, perché vi dico questo, e io vi dico anche questo: chiamiamola per ragazzi, ma vi assicuro che leggerlo è un grandissimo piacere anche per chi ragazzo non lo è più. Perché io non sono appunto un appassionato di letteratura, purtroppo, mi dispiace, cioè leggo tante altre cose, ma letteratura solo alcune cose molto mie, tra virgolette. La letteratura spesso ha come dire, avete il coraggio di leggere un romanzo di 1200 pagine oggi? I Buddenbrook. Chi è che li legge? Non esiste più il salotto letterario, non esistono più i salotti, quindi noi non passiamo le serate a leggere ad alta voce con qualcuno che ascolta, perché il più delle volte chi ascolta cadrebbe in un sonno profondo. E soprattutto la lettura di migliaia di pagine, la forma romanzo, non esiste più, è come andare all'opera. Sì, ci sono, anch'io faccio parte di questi mezzi matti che vanno a vedere l'opera, però l'opera come modus comunicandi non funziona più. Funziona un film di 50 minuti, 60, 2 ore è già troppo, 3 ore è un cult, no? E invece, attenzione, appunto questa scrittura è un qualcosa che nasce da dentro, e quindi ho avuto la percezione che questo romanzo sia frutto di una esperienza personale, di un portato personale, di una comprensione personale, e che per questa ragione sia così bello, veramente avvincente. Vi assicuro che è una lettura bellissima, avvincente, ben scritta, veramente ben scritta. Ecco, io ti faccio solo un appunto, e paradossalmente, ma lo faccio proprio perché voglio fare così il giochetto della comare, quando trascrivi dal veneziano ho notato che tu non metti le L. Le L devi scriverle, ma non si pronunciano. È questa famosa lettera che c'è ma non si vede. E miega fatto, non si scrive miega fatto, ma mi lega fatto. Adesso lo sto scherzando ovviamente, nel senso che anche in questa sorta di adesso non voglio dire cose un po' assurde, polilinguismo, sì, ma certo c'è il dialetto, e il dialetto non è appunto il vezzo, non è la parolaccia, è una lingua viva, è un qualcosa che racconta la storia, è il linguaggio dei protagonisti. Allora adesso io finisco, penso di essere stato fin troppo lungo, e pongo la domanda a Filippo, e dalle domande cominceremo poi, perché poi te ne faccio un altro ovviamente, la domanda generale: come nasce questo romanzo? Buonasera a tutti, intanto grazie di essere venuti qua per conoscere appunto la storia di Metamauco. Grazie a Gabriele, che è un parente, i parenti non si scelgono, ma in questo caso è anche un amico, per cui c'è anche una scelta dietro. Allora, come nasce Metamauco? Metamauco è un romanzo di avventura. Io dico sempre che le prime pagine sono nate quasi per caso. Io la chiamo una scrittura curativa per me, no? Le prime pagine nascono in un momento della mia vita in cui ero particolarmente stressato, e porto questo sul protagonista del romanzo, per cui è una sorta di alter ego, no? Era un momento in cui io, veneziano, nato a Venezia, cresciuto a Venezia, abito a Murano, ho sempre lavorato qui. In un momento particolare della mia vita mi hanno spostato con l'ufficio, col lavoro a Padova, e quindi in quel momento lì di particolare stress mi sono trovato a dover affrontare una serie di problematiche, sia dal punto di vista logistico ma anche dal punto di vista proprio personale, l'ufficio nuovo, budget da raggiungere, tutta una serie di questioni a cui non ero abituato.
Silvia su un post qualche giorno fa aveva inserito proprio una parte, un estratto di Metamauco, dove il protagonista raccontava di come quando con la testa piena di problemi, di idee, di cose ingarbugliate in testa che non riesce a risolvere, le mette giù poi su carta e una alla volta vengono affrontate perché risultano più chiare. Ecco, questo è un metodo che io ho messo in bocca al protagonista del libro, ma che in realtà è quello che faccio io, che ho sempre fatto da quando andavo a scuola. Nel momento in cui sento che non riesco più a gestire tutte le cose che ho da affrontare, le metto giù su carta, e qui è successa la stessa cosa. Era questo momento particolare della mia vita e ho detto qua, trasferito a Padova, avevo appena firmato il mutuo per a casa a Murano, ho detto come la gestiamo? O vado a farmi vedere da uno bravo o mi arrangio da solo e provo a mettere giù su carta questi problemi. E così sono nate le prime pagine del libro. Dopodiché ho deciso di riprenderle a distanza di tempo e di provare a dargli una forma appunto di romanzo. Come dicevi tu, il problema era trovare il tempo per scrivere. Devo dire che buona parte del libro è stato scritto in vaporetto tornando dal lavoro. Era un momento che io dedicavo a me stesso, obbligato a dover spendere del tempo. Prima lo spendevo magari leggendo, poi ho cominciato a scrivere e buona parte del libro, soprattutto verso la fine, quando ho deciso di concludere, di chiudere, è stata scritta anche durante i tragitti di rientro o di andata, insomma, al lavoro. Metamauco è un romanzo d'avventura. Io ho deciso di scrivere un romanzo d'avventura perché in realtà allora faccio un passo indietro. Io al tempo della scuola sono sempre stato un pessimo lettore. Ero il dramma dei miei genitori, perché continuavano a spingere leggi, e io non leggevo. Poi una volta conclusa la scuola ho cominciato a leggere e da là non mi sono più fermato, e lo dico spesso durante le presentazioni. Mi spiego questa cosa con il fatto di aver cominciato a leggere qualcosa che piacesse a me e che non fossi più obbligato a leggere. E in quel momento lì ho cominciato a leggere quello che trovavo a casa, quello che trovavo nella libreria di casa. Ho la fortuna di avere mio padre con le stesse mie passioni, quindi mare, Venezia, vela, barche, avventura in generale, e da lì ho cominciato a leggere, quindi mi sono appassionato al genere, quindi dai primo Wilbur Smith a Buticchi per restare in Italia, eccetera. E quando ho deciso di riprendere quelle prime pagine scritte così a scopo terapeutico, per provare a dargli una forma di romanzo, mi è venuto naturale provare a fare appunto, a buttar giù un romanzo d'avventura e a scrivere di quello che conoscevo, quindi di Venezia, che, come dici tu, qui viene presentata come una città vissuta, cioè come la mia città e come la vivo io. Ne parlavamo anche con Carlo durante l'ultima presentazione. Un amico, uno dei primi che l'ha letto, ha fatto un post su Facebook per darmi una mano a pubblicizzare il romanzo e ha detto: se volete leggere come un veneziano vive la propria città, questo è il romanzo giusto. Ed è una cosa che a me ha fatto molto piacere, ecco, perché era uno degli obiettivi che avevo nello scrivere questo romanzo.
Ecco, e qui torno proprio nella questione di Metamauco. Adesso ve lo mostro perché appunto non mi sto inventando le cose. Il prologo inizia nel 1100 dell'era comune dopo Cristo, come vogliamo dire, quindi in un periodo altissimo stiamo parlando dell'alto medioevo, no? E allora uno si dice, ah caspita, parliamo dell'alto medioevo, stiamo parlando di un secolo dopo la morte di Pietro Paolo II, il doge che vede Venezia come visionario, proiettata verso il mare, poi anche colonialista in suo modo, insomma, per carità, anche un uomo che avrebbe cambiato la fisionomia di quella che forse era una repubblica in una monarchia, quindi vabbè. Però stiamo in un periodo veramente molto, anche da un punto di vista della storia intesa come serie di documenti, molto difficile, nel senso che è un qualcosa che, sì, la storia medievale è la storia veramente quella difficile, la storiografia medievale la si fa quando si ha una conoscenza della paleografia, della letteratura, insomma veramente molto molto complicata. E partiamo da un fatto che risale al 1100 d.C. e il capitolo seguente, ovviamente lo dico in termini di gentilissimo sfottò ovviamente, è Genova 1918, quindi saltiamo di circa 900 anni, se non di più, e quello successivo è 10 aprile 2015. Ora, da un punto di vista della costruzione generale, questo non è un azzardo, è un triplo carpiato che rischia di spezzarti il collo, e lo dico perché laddove ci sono questi passaggi così drastici tra una nazione dell'antico, del medio e del contemporaneo, spesso lo scrittore si perde. Spesso lo scrittore romanziere, non faccio nomi perché non è il caso, ma ci sono appunto la scrittura narrativa che ha una pretesa di essere anche una spiegazione storica, spesso si incaglia, si incastra e la cosa non va avanti. E invece qui vedo che c'è una sorta di, appunto, poni delle premesse molto molto, come dire, ab origine, poi qualcosa di più vicino a noi, ma parliamo del 1918, sono 100 anni fa, se non di più, e poi arriviamo al contemporaneo perché sono 7 anni prima della pubblicazione, quindi l'oggi sostanzialmente. La cosa che mi viene da chiedere è se questa narrazione, non penso che sia stata una sorta di flusso di coscienza, come dici, cioè tu dici che appunto, lasciamo perdere la questione personale del vaporetto, del tuo stress, perché appunto forse non gliene frega a nessuno, nel senso sono fatti personali, ma la scrittura, quella terapeutica, come tu dici, spesso è terapeutica per chi la fa, ma per chi la legge è terrificante, no? Allora dici, porca carità di Dio, non mi far leggere questa cosa qua, perché appunto la mia ultima lettura di un romanzo terapeutico era, ve lo posso dire, tanto non c'è più, si chiama Mario Levi, era uno scrittore turco, ha scritto un romanzo di 1892 pagine, l'ho letto, ma vi assicuro che lui poi gli è passato il malore, ma io invece ho rischiato, dovendo leggerlo per una recensione, di lasciarci le penne. E la cosa che mi faceva molto, come dire, era ovvia, è che questo migliaio di pagine mi portava in un mondo suo, ma francamente di questo suo mondo, come del mio nei confronti suoi, poco me ne importava. Sì, una bella scrittura, definisce la vita di una persona, ho capito, ma il ruolo della narrazione, della narrativa di un romanzo non è quello di descrivere la mia giornata, anche perché se ve la descrivessi, cioè sarebbe una noia boreale, diciamolo così. Lo scopo è quello di dare a questa vita anche normale, perché facciamo delle vite normali, non siamo Indiana Jones, anche se tu vai più in barca di me, ma è che dentro questi, come dire, questo tessuto si vede il colore diverso. Immaginatevi scrittori, intesi, non vogliamo compararci a scrittori come Singer, però perché per me Singer è uno dei grandissimi scrittori? Perché quella vita che lui ha vissuto e che descrive, titoli come Joseph Kolb, la famiglia Karnowski, dei fratelli Singer intendo, è una vita reale, non neanche tantissimo avventurosa, ma è vera, e il colore, il sapore di queste azioni vi fa sentire come parti della loro vita. Ecco, non è seguirle nelle loro peripezie o problemi psicologici, significa arricchirsi, vivere la loro vita e sentire che la nostra diventa doppia. Adesso questo, io l'ho percepito un po' questo, cioè è veramente come entrare in un Filippo Mazzariol all'età di 13 anni, un inizio di adolescenza dal punto di vista della capacità di sentire le sensazioni, e poi arrivare a un oggi molto più maturo, un uomo fatto e finito, insomma, in qualche modo, non finito. Ma e questo vi assicuro che è la cosa che mi ha entusiasmato di più.
E appunto la domanda, la costruzione di questa trama narrativa molto a campi e a spazi e a tempi diversi, come nasce? Allora, nasce, come hai detto tu, non è stata una stesura come la ritroviamo poi nel libro, liscia e diretta. Io ho cominciato a raccontare la storia ambientata ai giorni nostri. Sono partito dalla leggenda di Metamauco, che non so quanti di voi conoscano e che io ho sempre sentito fin da bambino, me l'hanno sempre raccontata. E qual era? La leggenda narra di quest'isola, che appunto la leggenda vuole posta fuori dalle bocche di porto del Lido, era sostanzialmente il porto di Padova, che dopo essere stata capitale della Venezia, ma non stiamo ancora parlando della Venezia della Serenissima, siamo un po' prima, quindi siamo appunto intorno al 1100, prima che il potere della città venisse spostato alle isole Realtine. In quel momento lì, a causa di un maremoto, si narra che l'isola sia affondata e quindi una sorta di Atlantide veneziana, no? Che sia affondata e che sia sparita con tutti i tesori e tutto quello che era presente all'epoca sull'isola. In realtà poi studiando e informandomi un po' per poter scrivere questo romanzo, ho scoperto che le ultime ricerche pongono l'isola più probabilmente all'interno della laguna. Però per molti anni in un pezzo del libro lo racconto, lo faccio proprio raccontare, si è pensato che l'isola si trovasse fuori dalle bocche del porto perché c'era un luogo che oggi chiamiamo Tegnue, che è proprio perché lì venivano trattenute le reti dei pescatori. I pescatori che provavano a pescare in quelle zone, in quei luoghi che erano ormai conosciuti, spesso si ritrovavano le reti impigliate e la conoscenza popolare diceva che lì ci fossero i resti dell'isola di Metamauco. Si narrava c'era chi, pescatori, che raccontavano di sentire i rintocchi del campanile che arrivavano da sott'acqua, eccetera. Poi in realtà negli anni 50-60, quando sono arrivate le prime bombole da sub, hanno fatto le prime immersioni, hanno scoperto che in realtà sotto semplicemente c'era una zona di fondale che non era sabbioso come il resto del fondale, ma era un fondo roccioso e quindi un ecosistema a sé, un ecosistema a parte, ma che non c'entrava assolutamente nulla con Metamauco. All'ultima presentazione che ho fatto, un signore al pubblico mi ha detto: però una volta che ho fatto un'immersione ho trovato un muro sotto, e quindi no, resta questo possibile mistero, questa voglia di credere magari a questa leggenda. E quindi appunto io sono partito da questa leggenda e ho voluto far vivere a questo protagonista, che è sostanzialmente il mio alter ego, un'avventura ambientata ai giorni nostri. Dopodiché, da lì, appunto, dopo un po' di studi che ho fatto, di ricerche che ho fatto, sono stato in grado di scrivere invece quei tratti di libro, quei pezzi di libro in cui racconto di com'era la vita nel 1100. E poi allora la parte relativa al 1918 in realtà è di pura fantasia e
l'ho pensata perché fin da piccolo mi hanno raccontato le vicende di un mio bisnonno che era partito per la guerra, era stato in Africa, eccetera, e c'è sempre stata questa idea in casa di poter un giorno ricevere la telefonata dall'America che ti dicano, perché poi è sparito, non si sa dove sia finito questo bisnonno. E da lì ho pensato di prendere spunto per scrivere appunto quel trafiletto, quella premessa relativa a il 1918. È stata però insomma una ricerca. Dopodiché ho cercato di incastrare gli eventi che racconto nel libro. C'è un momento in cui dal 2015 passiamo al 1986, in cui appunto il protagonista torna bambino e ricorda di quando ha saputo, ha conosciuto per la prima volta la leggenda di Metamauco. È un po' un salto, però alla fine credo che la storia fili, almeno dai giudizi, dalle recensioni che ho ricevuto, che la storia, nonostante questi salti temporali, fili comunque e appassioni comunque il lettore e gli faccia seguire il filo logico dell'avventura e della vicenda, ecco. Adesso io direi che, insomma, non voglio aggiungere altro, direi che io confermo che fila e fonde benissimo, su questo non c'è dubbio. E niente, l'ultimo dettaglio è questo, lo diciamo tra di noi come, insomma, terricoli, isolani, non importa, ma siamo tutti veneziani, no? Nel senso che quella di Metamauco è una bellissima leggenda che quasi porta verso la menzogna, nel senso che tutta la storia veneziana, appunto c'è un libro accademico, si chiama appunto Le menzogne di Venezia, racconta appunto come i veneziani si sono inventati delle cose creando quelli che sono i brand. Cioè in realtà noi pensiamo che il logo, il brand sia una cosa commerciale degli anni del Novecento, 2 anni 2000, in realtà i veneziani inventarono delle storie così per darsi una dignità, per darsi una loro storia, una sorta di... Insomma, sono veramente tante le menzogne che inventarono i veneziani per darsi un tono, chiamiamole così. Poi queste menzogne alcune andarono perse, alcune andarono interpretate molto male, altre sopravvissero, e per esempio quella di Metamauco, che fosse un porto padovano, sì, forse c'era una città, non importa, immaginate le suggestioni di una vita di mare dove un rintocco sotto acqua, che è impossibile di fatto, no? Può diventare in realtà un foriero di memorie o di pensieri di chissà che tipo. In realtà anche l'idea che ci fosse una sorta di porto padovano, o chiamiamolo della terraferma, no? Che continuava dentro la laguna, traduciamolo in termini storici, che cos'è? È una sorta di metafora dicendo che Venezia nasce da gente che lascia la terraferma e si rifugia in un'isola, le famose isole del rifugio. E quindi Metamauco è una sorta di leggenda, menzogna, mitologia, non importa, reinterpretazione, fantasia, ma che racconta un fatto storico, una sorta di fatto reale che vogliamo spiegare in termini così coloristici, con una città, appunto la famosa Atlantide di casa nostra, che però appunto rimane nella coscienza della storia veneziana, dei veneziani, di come lui appunto vede e conosce la città da dentro e da fuori, dal canale e dalla strada. Io vi ringrazio tantissimo, nel senso che veramente io vi consiglio la lettura, raramente consiglio le letture di cose che presento perché sembrano in automatico, come dire, ti abbiamo chiamato mica per denigrare, ma in questo caso me lo sento proprio dal cuore. È un libro bellissimo, molto bello, si legge bene ed è secondo me una scrittura libera, fresca, molto piena di colori e di suggestioni. Grazie. Allora, grazie Gabriele, grazie per questa presentazione. Io volevo solo aggiungere 2 cose. Come dicevo prima, qui ho voluto portare la mia venezianità, raccontare
come io vivo Venezia. Io essendo cresciuto a Venezia mi sono reso conto col tempo di aver sempre dato molte cose per scontate, il fatto di avere appunto la barca sotto casa invece che la macchina, una delle città più belle del mondo a portata di mano, eccetera. In realtà poi quando mi è successo, quando sono andato a lavorare a Padova, che mi hanno fatto notare questa cosa, o meglio me ne sono reso conto io parlando con i colleghi, con chi Venezia non la conosceva, dalle domande che mi facevano, dai commenti che facevano, eccetera. Mi è successo, questo lo racconto spesso, la prima volta che un collega è venuto a Venezia, che l'ho portato a fare un giro in barca, mi ha detto lo porto, partiamo da Piazzale Roma, facciamo il Canal Grande, gli spiego questo è San Marcuola, questo è San Stae, a un certo punto questo mi guarda e mi dice che santi che aveva Venezia, perché erano cose, nomi che io davo per scontati, storie che io davo per scontate, no? E da lì mi è partita questa voglia di approfondire e quindi di portare sotto forma di romanzo, perché non sono uno storico e non posso assolutamente pensare di scrivere un libro storico a tutti gli effetti, ma di portare qui quelle piccole cose che io da veneziano conosco, e ne parlavo prima anche con Silvia, lei mi dice ci sono un sacco di cose che non sapevo di Venezia e che ho scoperto, ed è vero, Venezia ha due mappe, una a piedi e una dall'acqua, e quindi qui ho provato a portare quello che sento io per la mia città e quello che vorrei far capire a chi invece la città non la conosce, e quindi non vederla semplicemente come uno sfondo per un film, piuttosto che per un libro scritto da chi non conosce la città, ma in questo naturalmente ho portato i vari protagonisti a passare di isola in isola e così a cercare di dare un'idea completa di quella che è Venezia e la sua laguna. Ecco. Io direi, volevo solo fare un piccolissimo appunto, ma in senso positivo, all'editore, perché abbiamo una prefazione di Giancarlo De Cataldo, che devo dire un bellissimo testo, e penso che l'abbia scritto veramente con il cuore, perché sembra proprio una scrittura molto, come dire, vera, no? Molto amichevole e amicale. Io lo metterei proprio anche in copertina, con prologo e introduzione di Giancarlo De Cataldo. Giancarlo è un cliente che è diventato un amico, è uno di quelli che ho portato a fare il giro in barca a Venezia. E è stato con te uno dei primi a cui ho fatto leggere il romanzo, e che come te mi ha dato il suo, tra virgolette, benestare a procedere, a continuare e a provare a cercare un editore. Qui abbiamo Mazzanti che ha deciso di pubblicare il libro, e non so se volevi dire qualcosa anche tu, Carlo, volentieri. Solo così io volevo complimentarmi con Gabriele, che non ho mai avuto il piacere di conoscere prima, perché quello che ha detto del libro coincide assolutamente con quello che è stata la mia valutazione nella lettura quando ci è arrivato. Sottolineo la solita cosa, che non è scontata. C'è un amore per Venezia che è veramente incredibile, ma soprattutto riesci nella semplicità del libro, perché non è un libro intellettuale, voglio dire, è un libro di intrattenimento, di divertimento, serve, insomma, no? Eppure in tutto questo
Venezia ne esce appunto non come un fondale, non come una cartolina, come spesso succede in tanti filmacci, insomma, che vediamo, e io dico che è normale. È normale perché i veneziani non ci sono più e chi scrive non si rende conto, cioè non porta mai nella realtà della città di Venezia una storia credibile su Venezia. Cioè, voglio dire, un avvocato deve fare una vita che è adeguata, voglio dire, no, al Tribunale di Venezia. Ci devono essere delle cose che per lo più invece non vengono percepite. Quindi c'è, come purtroppo per alcune categorie di veneziani del passato e anche di oggi, uno sfruttamento mero, voglio dire, no, dell'immagine di Venezia. Finisco. Sì, qualche volta si fanno queste operazioni di mettere la persona più nota, voglio dire, no, in copertina. In copertina si può fare. Io credo che insomma Filippo meritasse di avere il suo nome e non credo che ci siano dei problemi di vendita o non di vendita, insomma, di più. Quello che invece desidero fare io in questo momento è ringraziare Silvia, ringraziare i titolari del locale. E non è uno scherzo, perché questo si collega al ragionamento su Venezia. Mestre non è la Cenerentola di Venezia, però è un'altra faccia di Venezia, è una componente essenziale perché è la faccia viva, è la faccia, voglio dire, contemporanea, esattamente. Per cui noi che viviamo, voglio dire, di presentazioni, di promozione, eccetera, facciamo delle cose a Venezia, in centro storico. Io stamattina ero a Venezia a parlare con istituzioni, con questo, con quello, però quello che si fa a Venezia è differente da quello che si fa a Mestre. Mestre forse è un po' come quelle persone che non hanno la fortuna di essere nate belle, no? E quindi sono costrette a trovare qualcosa nella costruzione della propria personalità per diventare più intriganti, più affascinanti, più intelligenti, perché la competizione deve stimolare, non deve deprimere, e questo vale anche per il resto, voglio dire, no, dell'area metropolitana. Adesso non voglio allargarmi a Padova perché poi insomma le questioni le vediamo nella globalizzazione, le vediamo nella geopolitica, le vediamo nell'Europa, poi le differenze insomma storicamente vengono fuori, così come anche i conflitti. Però dico, se non ci fossero componenti coraggiose come voi, ma anche come noi, cioè ci metto anche noi come categoria di editori, verrebbe a mancare questa complessità, voglio dire, della città, appunto, che deve essere completa, no? Non può essere veramente la città museo, ahimè, ai noi, ma che purtroppo è un trend economico che è di difficile, insomma, no, arginatura, ecco, per parlare proprio di lagune, di acqua, eccetera. Però, ripeto, non vediamola come un dramma, vediamola come una completezza, e questo, devo dire, va a merito. Stiamo lavorando anche per fare qualcosa insieme a voi. Voi ancora non lo sapete, ma chissà che nel 2024 nasca qualcosa di comunicativo, voglio dire, per esaltare questi ruoli, voglio dire, che sono molto importanti. E a parte il mio autore, che è il mio autore, quindi fa parte della mia scuderia, a parte Silvia, io faccio un altro complimento al moderatore di questa sera. Mi piacere. Grazie per l'applauso. Grazie a voi. Grazie Carlo, che hai sempre una buona parola per me per questo evento. Io approfitto per intervenire anch'io a mia volta un attimo, a parte che adesso mentre parlavi mi hai dato un'idea: potresti organizzare delle visite guidate sui luoghi del libro, perché secondo me avrebbero molto successo, e proprio perché anche leggendo il libro pure io mi sono resa conto che dalla parte dell'acqua della barca non capisco niente, cioè tipo c'è un passaggio che sono sul Canal Grande e fanno la lista, no, dei palazzi che vedono, tra cui Ca' Foscari. Io dico, Ca' Foscari si affaccia sul Canal Grande, che l'ho sempre vista da davanti, cioè non riesco a rendermi conto, quindi mi è servita anche questa cosa. E come invece anticipavo via Facebook, che in questi giorni ci siamo un po' sentiti anche virtualmente, e ho trovato geniale la tua proposta, che cioè metti in bocca al tuo protagonista
per salvare in qualche modo il turismo a Venezia, cioè dare un nuovo approccio, una specie di soluzione, se vogliamo, che forse non potrà essere ovviamente realizzata non a livello generale, però secondo me potrebbe essere una buona idea. Ce ne vuoi parlare o vuoi che lasciamo la sorpresa nel libro per chi lo andrà a leggere? No, allora faccio solo un accenno semplicemente al protagonista del libro. Il protagonista del libro sogna la possibilità di aprire un albergo, piuttosto, ma neanche un albergo, è più un luogo dove poter accogliere chi viene da fuori e fargli vivere la vera Venezia. E torniamo sempre lì, nel senso, il poterli portare a conoscere Venezia con i giusti ritmi, con i giusti tempi, girando in barca, magari a remi, facendogli conoscere quello che io ho conosciuto da bambino, come andare a pescare, come poter girare la città senza essere così sommersi e travolti e senza doverla vedere per forza in 1 o 2 giorni. È uno dei sogni, naturalmente, perché però vedremo il tempo. L'unica cosa che mi viene in mente quando parlavi, un secolo fa, quasi giusto, 1911 se non sbaglio 10, Thomas Mann scrive la morte a Venezia, no? Uno dei romanzi più struggenti. E io mi ricordo una cosa che mi ha colpito tantissimo, e c'è anche nella versione film di Visconti. Von Aschenbach, l'autore, vede appunto che disinfettano Venezia e dice: nessuno mi dice perché disinfettano Venezia, allora va in una banca, appunto il cambio, che poi nel Visconti è San Marco, e dice: ma perché disinfettano Venezia? Perché guardi, c'è il colera. Come il colera? Sì, non lo dicono perché se no non verrebbero i turisti in 1910. E dice la frase: il turismo è il passato, il presente e il futuro di Venezia. Quindi questa sorta di dannazione viene già codificata. Siamo coscienti che Venezia ha bisogno di una radioterapia perché la malattia si è diffusa. Quindi adesso non voglio condannare le locazioni turistiche, per carità, però è vero che la città sta diventando una sorta di metafora di se stessa. Quello che proponi è appunto un turismo intelligente, impegnato, che decide di stare a Venezia 1 settimana, 10 giorni, di sporcarsi, di prendere anche un po' d'acqua magari, e di capire che il ritmo di una città, appunto, che purtroppo è così bella che non è modificabile, ma è così tanto bella quanto morta di fatto, no? Giustamente, magari in mezzo a un scartosso che fa più cose piuttosto che un diamante fermo lì che non fa nulla. È la dannazione delle grandi belle città europee che stanno per morire, no? L'idea è quella, è bella, e ripeto, questo testo è un testo che mi ha entusiasmato, perché dopo tanti commissari scritti da autori diversi, benissimo, sono belli, e tanti americani, inglesi, tra cui una mia amica, non faccio nomi, che vengono a Venezia, stanno un mese e scrivono il romanzo e dicono: no, non farlo, non scriverlo, ti prego, ci saranno 100 autori prima di te. Ecco, prima di digerire Venezia in un mese, ecco, ci vuole una vita, e secondo me tu l'hai fatto benissimo. Quoto, concordo. Prima di passare ai saluti finali vorrei chiedere al pubblico se c'è qualcuno che ha delle domande da fare, degli interventi o critiche. Io vi conosco, so che alcuni di voi vivono a Venezia, alcuni di voi lavorano a Venezia, alcuni di voi sono nati a Venezia, perché ormai conosco il mio pubblico. Però evidentemente sono rimasti tutti soddisfatti, non ci sono curiosità. Sì, Cristina. Mi presento, sono anch'io un pezzo di laguna, vivente, e sono una resistente convinta che non potrei vivere in nessun'altra città che in questa. Ci sono 1000 motivi che potrebbero spiegarla, però io riesco ancora io abito verso San Stai, riesco ancora a stupirmi delle atmosfere che sa creare, degli odori, ecco, anche l'odore di Venezia. Io quando esco da Venezia
Venezia e dentro a Venezia, la prima cosa che mi colpisce è l'odore di salso ed è casa mia. Per cui ti capisco perfettamente, capisco i disagi, anche io vivo in una zona super affollata e quindi a spalla rigida devo farmi largo in mezzo, ecco. Io anche nella seconda parte della mia vita, devo dire, ho avuto una metamorfosi riguardo al mio esistere e ho messo insieme alcune parole in modo diverso che questa sera ho portato a sigla. Non ho mai scritto su Venezia proprio per non cadere nella tentazione stucchevole di, particolarmente quando le parole sono sintetiche come chi fa o tenta di fare poesia, sarebbe orribile, ecco, lo sfondo su cui cimentarsi. Anche se devo dire la mia città mi dà la possibilità di riflettere per i tempi che ha, per le luci che ha, che anch'io vado a scovarmi con il cane ai posti più remoti, per poter avere una sintesi che noi troviamo a Venezia, perché Venezia ha una sintesi di acqua-terra e anche i nomi di Venezia, San Marcuola, San Stae, sono un esempio poetico di crasi di vari nomi, quindi in realtà è una sintesi Venezia, siamo noi che poi l'abbiamo trasformato amplificandola fuori misura, però è così, quindi grazie. Grazie a te Cristina per questa testimonianza. Cosa significa questo della vita? Se non ci sono altri interventi dal pubblico, passo a ringraziare e salutare Pier Gabriele, che prima mi ha detto non mi sono preparato, vado un po' a braccio. Ho detto per fortuna che non si è preparato, perché se si fosse preparato io non so con quale ulteriore maestria avrebbe gestito questa presentazione. No, veramente bravo, complimenti, sì, assolutamente. Ho fatto una buona scelta, sì. Gabriele è, come dicevo prima, un parente, ma è soprattutto un amico. Ci conosciamo quando prima hai detto 30 anni, mi veniva male. Guarda che potevi mettere il geli. Però sì, anch'io. E quando ho scelto lui, a parte il fatto che appunto era stato uno dei primi a leggere la bozza di Metamauco, ma l'ho fatto perché sapevo chi andavo a scegliere. Vi racconto solo una cosa personale così. Io insegno storia di Venezia agli americani, cioè quelli che scrivono le boiate spesso su Venezia. Io forzo i miei studenti, ma proprio come foie gras, li metto dentro la storia veneziana e questi dopo 3 mesi escono fuori dicendo frasi in veneziano, quelle buone ovviamente, capendo che il ciao è una cosa veneziana, spogliandoci però, lo dico porto un cognome siciliano, la madre salentina, quindi del veneziano proprio stretto, non ganavo tantissimo, a parte la nonna. Dico, Venezia è un posto magico dove questa diversità, i famosi rifugiati venetici, chi erano? Erano gente che veniva da luoghi diversi, parlava lingue, dialetti e volgari diversi, quindi è il luogo delle eterogeneità spinte in un qualche modo, non è il luogo della visione, della sostanza, della vita. Quello che noto è che da una parte dobbiamo spogliarci, forse stiamo un po' traslando dal testo, scusate, di questo campanilismo, una volta che già era Repubblica, sì, però la Repubblica è finita il 12 maggio 1797 e viva Dio non si può più farla, a meno che non vogliamo fare i nostalgici che portano un contributo uguale a 0. La nostalgia è un sentimento comprensibile ma nullo. Allora c'è il modo di ricapire la Venezia storica, e un modo di questo è appunto scrivere un romanzo che esprime le nostre emozioni e anche traslare, perché appunto Venezia una volta, mettiamocela una cosa, anch'io faccio parte di quelli che dicono se vado via da Venezia mi sento sfoiato, usiamo questo termine, no? Così per ridere, ma in realtà i veneziani erano quelli che a Venezia ci stavano 3-6 mesi l'anno, perché il resto andavano a Costantinopoli, a Zara, ad Alessandria, quindi erano il luogo dell'arrivo, il luogo della fine della vita. Nasceva la vita e finiva lì, cioè il nobilomo nasceva, andava a fare 25 anni di commercio, tornava in maggior consiglio,
forse diventava senatore, forse doge e moriva, ma il resto del mondo, la sua vita era il mondo. Venezia era l'alfa e l'omega, questo è il bello di Venezia. Adesso per noi Venezia è tutto, alfa, beta, gamma, tutto in un qualche modo. E dentro questo tutto nostro abbiamo voluto creare una specie di mostro a due teste che è la città vera e la città turistica. Non si può, ragazzi, non si può. Non si può creare, come dire, la massa turistica e l'originalità. Sparisce l'appartamento, diventa un qualcos'altro. Io non lo condanno, non so se è bene o male, oddio, forse è male, però di fatto non è la città in cui 40 anni fa giocavamo a calcio, spaccando vetri e le signore ci riprendevano con le ciabatte. Insomma, basta, scusate. Quest'ultima frase, Davide, mi guardi, mi ha ricordato molto parti anche del tuo romanzo che sto continuando a leggere, nonostante secondo Gabriele non si leggano più i romanzi di 1200 pagine, ma siccome mi permetto di fare, come dire, pensieri personali perché conosco chi c'è qui tra il pubblico, devo dire che anche Davide, questo autore che ha presentato qualche mese fa al festival, nel suo romanzo ha delle parti ambientate a Venezia e dove ci sono questi ragazzini che giocano nel campo a calcio, cioè si rivedono proprio queste scene qua, quindi sì, assolutamente. Sono contenta che questa sera ci sia stata l'occasione di ricordarle e di parlare della quella che è inevitabilmente la città più bella del mondo, cioè non ci sono altre definizioni. Vi ringrazio per essere stati con noi, grazie ancora Gabriele, grazie Filippo. È il tuo primo romanzo, non so se ci sia in corso d'opera qualcos'altro. Allora, Scusate, mi vengono le domande mentre parlo. C'è in fase embrionale qualcosa che ho promesso a Carlo nel 2024, spero vedrà la luce. Il problema è che adesso faccio smart working e quindi non scrivo più in vaporetto. Non ho più il tempo di dedicarmi a quello, però vediamo di trovarlo. Ok, allora ti aspettiamo al varco. Grazie Carlo, ti ringrazio di nuovo per il tuo intervento, per la tua presenza qui e ricordo che grazie appunto alla presenza dell'editore c'è la possibilità di acquistare la copia di Metamauco. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, abbiamo appuntamento con Paolo Massone e Riccardo Pavan, autori del romanzo giallo La mossa del calabrone, un romanzo appunto scritto a 4 mani, quindi sarà anche interessante parlare di come avviene questo tipo di scrittura e sarà il penultimo appuntamento del festival che il 6 marzo chiuderà con la presenza di Alberto Lavoradori, noto fumettista di fama internazionale, mestrino, e che ci onorerà della sua presenza per presentare la sua ultima opera, Disgelo. Quindi grazie a tutti, ci vediamo i 2 prossimi mercoledì e grazie al pubblico che ci ha seguito da casa. Buona serata. Grazie.